Saluta a tutti, osi belli e saluta a tutti voi. Allora, oggi voglio raccontare a vola Don Giulina. A conosci Don Giulina? No, ma come portanto è conosciuto Don Giulina? Sapete, questa zidella, sta giovanota, che gira bella, guante al sole, bella, guante a luna, bella, così bella, che in cantone la chiamavano Avada Angiolina. Angiolina, disgraziosamente, aveva perso o abuso era morto. E suo abuso era morto perché chi aveva sposato in seconda nozze una donna, una rubaccia, gattiva, proprio gattiva. In principio lui pensava che lei era una donna bella, sapete, ella era maligna. Diceva, oh carissimo, che bella zibilla che tu hai, che bella viola, che bella viola, così cara, così cara. Dunque, un uomo si era detto allora come ho perso a mia moglie. Ella, io era di mamma, ma infatti non si è mica passato così, si è mica passato così l'affare. Angiolina soffriva tutti i giorni, ella l'obbligava a spazzare, a fare tutta sta pulizia, da mattina a buon'ora sino alla sera tardi. E il uomo, bello, non sapeva come fare. E un giorno si è morto. E corsa ancora usata, chissà moglie così gattiva l'averia avvelenato. Ma questa mi può confermare. E un giorno Angiolina aveva avuto 15 anni. Così brava, così rispettosa, sempre come uomo l'aveva imparata a rispettarsi i valori, che erano valori grossi, valori umani. Rispettava la sua madrina e la madrina ne approfittava appena quanto. E poi un giorno la madrina ha avuto una detta Angiolina e ha chiamato i banditi. I banditi erano sette uomini forzaguti che lavoravano in foresta e facevano i affari, erano banditi, si facevano rispettare i banditi. Chiama i banditi e gli dice: pigliate Angiolina, portatela in foresta e tumbatela, uno a posto più bene, uno a supporto più. E c'è un gadimaccia di banditi che si chiamava Falla Tutti, che gli dice: ma come che volete tumbare Angiolina, così bella e così brava sta zidella? Ha detto un voglio sapere nulla, vi pago, andate a tombarla in foresta come non avete più. E i banditi si pigliano Angiolina e la portano in foresta. Ma di sicuro non l'hanno mica donna, era così bella, così brava, così zidella, che l'hanno messa in casa sua, in della foresta. C'era una casa in della Macciagorsa, una bella casetta. Allora i banditi erano anche contenti perché quando li rientravano a sera trovavano un mangiare fatto, pronto e lesto. Angiolina era stata abituata a scucinare. C'era una zidella allegra, gli piaceva cantare, gli piaceva natura e gli piaceva questa canzone a libertà. Sapete, questa canzone che face: ti voglio fare una canzonetta per fare un giro di pianeta, una canzone con due parolette che parleranno di libertà. Ecco ciò che la cantava Angiolina. Era allegra e si sentiva bene con i banditi. Tanto a giornata lui approfittava, poi a leggere tutti i libri che la volia, poi a cantare e così intratteneva a casa. I
banditi avevano nomi appena strani, gli diranno banditi. Baggio parlato io Gabi Maccia, falla tutti, ma c'era di nu, Burlamondo, c'era Rompistacche, c'era Attaccalide, c'era quale c'era di nu, lasciate come ricordi, c'era Zizzo, c'era Sanfrazezo, ce ne torna lui, c'era Mustacciaccio, l'Eletta, e l'altro Buminenbengo era Pedimozzo ma mica dopo. Pedimozzo ma mica troppo, vi ringrazio, assai famosi, assai conosciuti si banditi. E un giorno le sue paese, a strega che ci stava, ha saputo che Angiolina non era mica morta e è andata a dirla a madrigna. E a madrigna ha detto così, e beh, posto che è così, vai e tomba laggiù, chi si mandidaccio non mi posso fidare, non mi hanno mica rispettato, non hanno mica fatto ciò che ho detto, sono i pesco, sono i drogo. E a strega ha detto, inquiedate cara madama, chi mi occupo io. Ecco che a strega aperte passa in paese in una bottega e per traveste si compra fiocchetti, dentelle, bagni, proviueli. Si veste, si traveste, si ne va in foresta. E quando era giunta davanti alla casetta, si bilionaria così di donna brava e di donna di radio come lo si deve, picchia a porta e Angiolina apre. Angiolina saluta, buongiorno madonna. Salute, oh che bella sidera come qui, oh guardate madamicella che io, oh sono tutta vestuta, so bella mi dicete, ma sapete ora faceva un freddo, passava qui, ha detto ma giura con sa e ha domandato se mi può aprire la porta, come mi vedi qualcosa di gallo. Allora Angiolina faceva entrare e gli dà una tazza di caffè. Oh, così buono sto caffè! Ma ditemi, cara damicela, cosa posso fare per ringraziarvi? Allora Angiolina gli dice, ma io sogno di inonda, io qui ho tutto ciò che mi ci vuole. Oh no, teni, ho un bello libro, via questo libro, di una bella storia. Ma no, non voglio nulla. Tanto più che i banditi l'avevano detto. Angiolina, guarda zide, guarda la viola, un apre animo e un piglia nuda di nimo. Di già, ella gli ha aperto la porta e non volia pigliare ciò che la donna gli voleva a strega. Dice, no, i banditi mi danno tutto ciò che vuoi, vedo tutti questi libri qui da leggere. Ma allora se tu un buon libro mi porterà giù, ma a strega maligna cosa faccio? Spone un libro non t'augarmi. Era maligna a strega e se ne va. Quando la parte, subito dopo giungono i banditi. E vedono di qualche sia introdotto a casa. Bevono sta tazza di caffè e bevono sto libro sposto non t'augarmino. Falla tutti gli dice, Angiolina, hai aperto qualche sia? Ha aperto a una donna che cercava un rifugio, faceva un freddo fuori e l'ha fatto una tazza di caffè. Temo detto non apra nimo, a foreste pericolose e non si sa mai quale può giungere. Guarda, sul libro l'hai dopo? No, non l'hai ancora dopo, ma di un bello libro. Non tocca sto libro, che qui è un libro strigato, piglia lo spedo, sirbalo dello spedo e lampalo in fuoco. Così fece Angiolina.
quando la mise il libro de vogo, il libro goncio, a udiula, mugiava il libro. Fece a greve, gira un libro strigato. E anche di grazia avevano evitato il vecchio. Ecco, dunque, l'indomani, quando i libertini sono andati in foresta di nuovo a fare gli affari, disse Angiolina: guarda Angiolina, diremo per l'ultima volta un arbre più animo, un arbre stavolta. A nessuno c'è un pericolo in foresta. Angiolina gli promette un arbre più animo. E a strega una voleva finita così. E riflette come può fare di non per ingannare Zibilla, perché chi Angiolina erano gente, la Libiegia cantava, gli ho detto, ma Libiegia di nu, a Isabella, a Sant'Eonu e a farsi vecina, eccetera, come tutte le zidelle. A strega gli venne d'orno un'idea. Qualche giorno dopo passa d'orno in paese, trova una bottega e si comprano i boghi d'anelli, di gioielli, goroni, a fine si traveste animo a riconoscere. Era quasi bella. S'aveva pittorido usò rigiolo che l'avevano intavunato su sto rigiolone e dunque si vedeva quasi più. Non faceva più paura e passa in foresta e qua gazzetta picchia la porta. Giovanotta, madama, apritemi per piacere, io ti facevo freddo ora. Ah no, non posso abranimo che io ho detto Manueletto d'un arbre. Stavolta non l'avrò più, madama, mi scuserete ma la stavolta gli aperta una donna e infatti era una strega. Oh madonna, cosa mi dici che io viola? Oh zitto, allora hai fatto guarda. Ma io sono una vecchiarella, guarda, e posso di famiglia, guarda come sono vestuta e tutti questi gioielli che ho portato, quelli erano mia mammone che era una ricca signora che stava in un castello vicino a quello io principe, capisci? Allora ella, come gli piacevano tutte queste vole di castelli e di principi, di sicuro la criuda. Allora ha detto e ben entrate così vi verrà una tazza di caffè. Angiolina gli piace una tazza di caffè. E qui la strega gli dice: Viola, allora sì bella, ma guarda io come sono più bella di te. Io sono stata a farmi pettina e qui in uno sacco oggi un arnese per pettinare i capelli, se tu vuoi ti friso i capelli. E Angiolina qui non è potuta resistere. Ha detto: oh, con piacere, tutte le principesse hanno i capelli ricciolati, allora la chiamerò anche io. E quella piglia l'arnese per ricciolare i capelli e comincia a storce. E Angiolina più storcia i capelli e più si sentiva aperta, si sentiva strana. E a un momento dato, quando ella aveva torti tutti questi capelli, Angiolina era ingannata e non parlava più. Aveva gli occhi aperti, era viva, ma aveva perso l'uso delle parole. Era come ipnotizzata, vedete? E a strega, dicendo: eccola qui, chi va questa? È finita per ella. E se ne va. Quando gli rientrano i banditi in casa, che l'aprono la porta, trovano Angiolina sticchita in terra, con gli occhi
Camonti, aperti, ma non podia parlare. Era viva, ma non podia parlare. Era ingannata alla Giudecca. E i banditi, tutti i banditi che vi erano, si sono messi a piangere. Gli andini non volevano più a San Giulina. Come faremo a senza la nostra vada? Allora hanno inviato Angiolina, l'hanno portata all'origine a Voresta e l'hanno messa in un altare. L'altare l'hanno fiorito, hanno messo tutti i più belli fiori che l'hanno trovate a Voresta, e piante, c'era scoba fiorita di sicuro, c'era mucchio, c'erano tutti questi belli fiori che noi troviamo nella nostra macchia borsa, di dire uerano, di dire bella fiorita. Allora se ne sono rientrati in casa lasciando Angiolina da su all'altare, così in Anadora, chi ella gli piaceva tanto a Anadora. E poi, un l'indomani, ecco che lo braccia a cavallo, un principe di Urugione, un bello giovanotto, altiero, bello, magnifico. Gli piaceva un cavallo a natura e faceva sempre se spassigliate a cavallo per pigliare l'aria e per bere cresce stiva di fiori. Quando lo giunge davanti a saltare il fiorito, si ferma e vede Angiolina. Prova a parlargli. Ma Angiolina parea che la uffidiessi così agli occhi aperti e non podia parlare. E ello, subito, quando l'ha visto sulla fiore di Angiolina, si è innamorato. Ha detto a Joservo: guarda, vieni qui, piglia sta zidella e portala in un castello, mettila nella camera, gioia a chiave e io ma fa cobristo. Mettila in un cabriolet e fila. Joservo fece come lo disse un maestro. Mise a Angiolina in un cabriolet e andò a portarla in un castello. La piglia, la porta in camera, la mette in un tavoletto, sempre così, occhi aperti, sbalancati, senza voler parlare, e addio a chiave in camera. Tutti i giorni il principe andava a trovarla e provava a parlargli, ma ella non rispondeva. Ma non perdia fede perché si diceva: un giorno arriverà, un giorno sarà riuscita, un giorno mi da parlare. E non volia più che non entrasse in camera sua, manco a sorella, perché il principe aveva una sorella che andava tutti i giorni a tirargli un soletto, a conciare appena la sua camera, per il suo fratello la veggia volentieri. E non ci la veggia più altro che tira stanghitato, una cosa chiave. E andò a trovare il fratello e gli disse: ma come? Cosa gente a tua camera che tu non vuoi più che entri, manca a fare un letto in camera tua? Come sarà? Dimmi ciò che c'è. No, nulla. E poi un giorno la sorella ha capito e ha fatto parlare il fratello. Ha detto: va, ciò che tu apri sa bocca. Il fratello ha aperto la porta e tanto la sorella ha visto Angiolina così, con gli occhi spalancati e con cui a parlare. Era ingannata. E così i capelli tutti ricciolati. E la sorella ha detto: oh, guardatemi sta cabellera. Ma sono tutti storti sti capelli. Per storci e guerra, c'è da voler chiamare un stazionario. Allora il fratello ha detto: allora chiamiamo un stazionario. E qui un tuo stazionario, qui sono stovigli per sfrisare i capelli d'Angiolina. E quando è giunto il stazionario ha detto: ma come gli sono storti sti capelli, allora proviamo. E tirava e scombattia e storcia sti capelli, l'affare dorato, manco un'ora e mezzo. E in fin di conto, alla fine, quando era finito di storcere sti capelli Angiolina, ecco che Angiolina, come
comincia a parlare e dice ma dove so qui? E quindi il principe va a trovare l'Elige sì dentro un castello, signoretta. Si di qui è un risicato di un'onda, una strega, per ingannare, tiere dentro i banditi, a ricordate? Ah, magari banditi, ma come dove so? Bi pensano morta, vi hanno messo un altare in foresta, un altare fiorito, vi danno caro. E il principe, quando lo vede Angiolina, e che Angiolina vede il principe, si innamorano, tramite lui a un lampo. E allora, tanto a sapere come la finisce la storia, finisce là, perché chi ha strega, i banditi l'hanno ritrova. E l'hanno messa, l'hanno chiusa in una prigione dove non è mai più sortita. E hanno fatto lo stazionario con un arnese speciale per ingannare le streghe. L'hanno storto i suoi capelli e la strega non poteva più parlare e non poteva più fare male a Nimo. Ecco, il principe e Angiolina si sono maritati, erano invitati tutti i banditi nei suoi più belli costumi e così la storia si compie. Angiolina è stata in del castello, ha continuato a cantare con la gente, andando a natura a fare spassigliate lunghe con il suo caro principe a cavallo e i banditi invece di stare in questa casetta in foresta sono da stare a Sianchelli in del castello e così formavano una famigliona. Uno di banditi, un gabinaccia, farà tutti, stanno sposando la sorella di un principe. Fu molta festa e la storia a vola finisce così bene. Dunque vi dice Gerardo, fa la vuletta, fa la incazzetta, dite a vostra che a me è detta.